Dare o non dare la fiducia al Bersani? Io non ho dormito stanotte perché ci riflettevo, ma quasi quasi un po' di fiducia a questo leccaculo rimpastato, perché no? No, no, piuttosto la morte. PDL e PD, di nuovo lì, fa anche rima. Gli italiani si sono recati a votare, o hanno la memoria corta, o hanno di nuovo preso il popolo italiano per il culo, perché non si spiega, non si spiega. Ad oggi cambierà qualcosa? Riapriranno le aziende? Si lavorerà? No, andremo sempre peggio. Andremo sempre peggio. Ci sono alternative al peggio? No. Quindi dare la fiducia, eccola la mia fiducia Bersani, ma anche a Berlusconi, anche a Monti, perché Monti ce lo ritroveremo di nuovo. Vedo i link della gente con Monti preso a calci in culo, via, fuori dai coglioni, siamo liberati di Monti, non è mica vero. State attenti perché non è vero. Questo è il problema. Fosse solo questo il problema. Ma io non mi fermo, resto in attesa. Ci siamo davvero rotti i coglioni? Allora dobbiamo dare una seria risposta. Il popolo italiano sarà in grado di dare una risposta o resteremo alla finestra a guardare? Mentre intanto le nostre tasche saranno sempre più vuote, obbligati sempre a pagare. Continueranno, ovviamente, ad aumentare le tasse. Vediamo se mi sbaglio. Se poi mi sbaglio, sono qua. Questa faccia la vedete sempre, quindi non credo ai nuovi paladini. Credo che il loro disegno criminale sia stato attuato proprio come volevano loro. Credo che il 2013 sarà davvero duro. Sarà un anno difficile. Cosa fare? Non lo so. Dare la fiducia? Ci sono delle signore, caro Bersani, quindi non faccio dei gesti strani. Ma a chiunque vada, a chiunque è ancora in quei palazzi della corruzione, l'unica mia fiducia è questa, e ve la dovete tenere, ma tenetevela stretta, tra quelle natiche, puzzolenti, piagate, che non vogliono lasciare le poltrone. Colpa della politica? Colpa del popolo? Non lo so, francamente, mi sono rotti i coglioni. E non vedo domani, io il domani non lo vedo. Vediamo se qualcuno con la bacchetta magica riuscirà a rovesciare questa situazione. Io dico di no. Pessimista? No, realista.